una piccola premessa, perché tutti quanti voi in questa sala sicuramente sanno ormai meglio di me che cos'è la legge 4/2013, che ha permesso poi non solo alla nostra categoria ma a tante altre categorie non organizzate in ordini e collegi, così come recita la 4/2013, di poter emergere nel mondo del lavoro e nel mondo delle professioni. Quindi tutti quanti ci siamo attardati, ci siamo affannati a spiegare, a comprendere, a capire che cos'era la 4/2013. Pochi hanno dato importanza al decreto legislativo 13/2013. Il 2013 è stato un anno molto particolare, è stato anche molto prolifico di leggi e decreti che comunque hanno permesso a noi di evolvere dal punto di vista legislativo, dal punto di vista. Il decreto legislativo 13/2013 è quello relativo ai livelli di apprendimento. Anche qui, come la legge 4/2013, come al solito l'Italia è stata costretta a seguire delle normative europee. Quella lì che ha definito i livelli, quelli che si chiamano gli EQF. Allora, gli EQF che cosa sono? Gli European Qualifier Framework si chiamano, cioè i livelli di formazione che i cittadini europei, perché si parla di cittadini europei, devono poter avere. E hanno fatto una grande definizione su quali sono questi livelli di formazione. Però tenendo presente una cosa, che la formazione di ogni individuo, di ogni europeo in questo caso, fra cui di ogni italiano, non è legato solo al periodo scolastico, ma coinvolge tutta la vita della persona. Ok? Questo era l'assunto. Tanto è vero che questo porterà nel breve ad avere non più il curriculum europeo che ormai tutti quanti riescono, ma avere addirittura un libretto del cittadino in cui vengono registrati nel corso della sua vita tutta la formazione che il cittadino avrà fatto. Ma non è, come dicevo, solo la formazione formale, ma anche quella non formale e quella informale. Qual è la differenza? Quella formale, va da sé, è quella che noi riceviamo attraverso le istituzioni scolastiche di ogni singolo paese. Da noi, la scuola materna, elementare, scuola media superiore, università, ok? Che sono regolate da leggi, regolamenti e quant'altro. L'apprendimento non formale, che è importante così come quello formale, è quello che ognuno di noi fa nel corso della sua vita attraverso il lavoro che fa, oppure gli hobby che ha, oppure le passioni che sviluppa, oppure uno che decide, dopo aver fatto tutta una serie di formazione formale, di fare il naturopata. Ebbene sì, questo decreto ci permette agli istituti di formazione nelle nostre discipline, guarda Roberto, guarda Lisetta dell'SNN e quanti altri, permette, dà una legittimazione ancora più completa a questi istituti, seppur privati, e sapete benissimo che la formazione nel nostro settore è prettamente privata, però dà, attraverso questo decreto legislativo, dà dignità ancora di più di quanto era in passato. Questo è. Il decreto legislativo perciò deve essere tenuto da conto, anche perché questo apprendimento deve essere tracciabile. Permettetemi, non è proprio così, però mi viene di dire tracciabile. Quindi solo attraverso degli istituti di formazione nelle nostre discipline, limitiamoci a noi perché il discorso altrimenti sarebbe molto ampio, che attraverso degli istituti seri possiamo avere la garanzia che la mia formazione poi può essere spendibile sul mercato del lavoro. E vi porto subito, da questo punto di vista, a quella che è la certificazione, la norma 1, qualcuno di voi la conosce, quella dei naturopati per capirci.
da qualche mese, da maggio per essere precisi, ci sta anche una norma UNI rispetto al massaggio bioenergetico. massaggio bioenergetico. È stata varata un'altra norma UNI. Ok? Allora, dicevo, ci porta a quello perché, per esempio, la norma UNI sui naturopati prevede che tu devi aver fatto un certo percorso formativo, che abbia certe caratteristiche, che abbia certe materie e che ci abbia una certa durata. Questo è. Quindi vedete come si lega? Se io vado da un istituto di formazione e faccio il corso di naturopatia e questi qui poi alla fine del mio percorso non mi rilasciano il piano di studi, quante ore ci ho fatto, il libretto che ho fatto, eccetera, eccetera, gli esami che eventualmente che ho sostenuto, mi dite come lo posso spendere poi questa formazione che ho fatto? Invece, questa che rientra nell'apprendimento non formale può essere speso tranquillamente perché ha delle caratteristiche precise che poi si raffrontano con altre come sono le norme UNI, e non solo le norme UNI ma una serie di norme. Io posso avere la garanzia da questo punto di vista, è cambiato rispetto al passato, che mi sono fatta una mia brava formazione, mi avevo un bravo studio, mi certifico eventualmente secondo le norme che esistono e posso tranquillamente lavorare senza avere nessun tipo di soggezione come si aveva fino a qualche tempo fa. Fino a qualche tempo fa i naturopati, parlo dei naturopati piuttosto che di uno Shatsugo, piuttosto di uno che farei o quant'altro, aveva una soggezione. Ma chi sei, cosa fa? Perché arrivava qualcuno, in asso o qualcun altro, e diceva tu che fai? Io adesso siccome noi facciamo pure, siamo organismo di valutazione per le certificazioni sulla naturopatia e sul massaggio bioenergetico, noi consegniamo, quando si fanno gli esami di certificazione, anche la norma. La mette il bravo professionista, se la mette sulla scrivania, all'eventuale visita di qualcuno, dice leggitela e poi mi sai dire tu io chi sono. Perché voi dovete sapere che molto spesso noi come sindacato confederale di categoria siamo stati interpellati dalla finanza, da altri enti, per dire ma che mestiere fanno questi? Voi invece voi non avete nemmeno più bisogno di questo. C'è una norma, c'è una cosa, la mettete lì sulla vostra scrivania o la appiccicate al muro così come il vostro bravo diploma e dimostrate che avete fatto un percorso formativo non formale ma che ha delle caratteristiche precise per cui voi potete esercitare la professione che esercitate. L'ho sintetizzata al massimo. un pochino, come dire, sì, articolata in maniera diversa, però penso di aver dato l'esempio di che cosa sia. A questo si aggiunge solo un altro pezzo, la formazione informale. La formazione informale è quella che vi deriva da quello che fate nella vita tutti i giorni, l'esperienza. Quella è formazione, perché ognuno di noi poi nel corso della sua vita apprende tutta una serie di cose senza andare a scuola, ma andando per esempio in giro per la città, portando i nipotini a spasso come alle volte faccio io. Va bene? Vi ringrazio.